Qui con noi c'è Lucio Tiozzo, anche lui una parola di saluto prima di iniziare. Lui avrà il compito di ascoltare come tutti noi, di prendere appunti e poi tirerà le conclusioni della mattinata, come è giusto a un capogruppo che si rispetti. Grazie intanto e buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, intanto voglio ringraziare Graziano e Bruno per il lavoro che hanno fatto, perché come sempre quando si presenta una proposta di legge c'è un lavoro di studio, di riflessione, di coinvolgimento anche di soggetti che hanno contribuito, ecco, a questa nostra proposta. Un saluto a tutti voi che siete presenti. Il PD oggi si candida a essere forza di governo anche nella nostra regione. E con questo spirito noi pensiamo che l'incontro, il confronto con le realtà locali, le amministrazioni, i territori, le associazioni diventi uno strumento fondamentale per costruire una proposta di governo per il Veneto, non solo sulle materie tradizionali di confronto. In questi giorni si sta discutendo della crisi economica, delle difficoltà che hanno le famiglie, le imprese, ma credo che il tema della tutela dell'ambiente diventi fattore essenziale se vogliamo costruire diciamo, una proposta alternativa di cambio di qualità nuova del governo del nostro territorio. Con questo spirito, ecco, vi ringrazio della vostra presenza, ascolteremo con grande attenzione le osservazioni che voi farete, perché lo ripeto, è già stato detto, questa è una proposta aperta che necessita di un confronto con tutti gli attori che sono in campo, delle amministrazioni locali, le associazioni, le organizzazioni di rappresentanza del mondo degli agricoltori, direi ancora di più anche del mondo del turismo, perché questa è una proposta che coinvolge, direi in maniera dell'artigianato, tutto il mondo legato anche alle opportunità economiche che queste scelte possono mettere in campo. Quindi ci dedichiamo a questa giornata che è l'avvio di un lavoro di proposte che sicuramente sarà molto interessante per le nostre comunità. Grazie e buon lavoro.